entrate in scena anche voi. Abbiamo Sezen, giusto? E abbiamo ovviamente Luciano, sempre Aira, Associazione Italiana Impiegati d'Albergo. Ok, come sapete adesso questa qui è la quinta puntata, esatto, e siamo in Turchia, come avete visto dal logo presente, e vediamo un po' la Commercial Breakfast in Turchia. Quindi la puntata è Feed the Planet contro Feed the Uncommercial Guest, quindi nutrire il pianeta sì, ma vogliamo nutrire anche questi Uncommercial Guest, cerchiamo di capirne qualcosa in più anche in questo bellissimo momento. Vai, dici un po'. Allora, ti abbiamo incontrato stamattina, abbiamo preso un appuntamento per sapere qualcosa di più sulle abitudini alimentari. Ci hai mostrato e tra l'altro ci ha fatto venire anche fame quando ci parlavi di queste fotografie bellissime all'interno all'interno del padiglione, che tra l'altro è molto interessante perché è molto aperto, e poi ci spiegava anche qual è il criterio che è stato utilizzato nel fare questo padiglione che, ripeto, a differenza degli altri è completamente aperto. Si fanno delle visite all'interno di ogni singolo spazio, dove ovviamente c'è un percorso molto semplice che parte addirittura dall'antica Anatolia, dove poi sostanzialmente è oggi la Turchia. Si parla quindi anche dell'origine del pane, ad esempio, una cosa molto interessante. 12.000 anni avanti Cristo, quindi stiamo parlando di un tempo memorabile. Quindi a proposito dell'alimentazione, chissà se allora c'era qualche celiaco. Chissà, chi lo sa. Adesso andiamo a chiedere quali sono poi le abitudini alimentari si sa anche qui, una turca dopo, lo possiamo dire. Sì. Cosa mangiate a colazione? Sentiamo voi. Alla colazione per noi è molto diversa da qua. Come una cena. Come una cena. Per noi come una cena, sì. Allora, mangiamo più o meno questo. Pane è molto importante per noi. Che tipo di pane? Una cosa è grano, questo è quindi tipico. Quello bianco, diciamo. Bianco, rigorosamente bianco. Bianco, classica, poi formaggio, pomodoro. Quanti tipi di formaggi vi piacciono? Perché so che a voi piacciono molto. Maggior parte questo tipo di fetta. Mangiamo maggior parte quello, ma anche alcuni tipi. Ok. È anche ricca, non posso dire quale perché non esattamente vicino a questo posso dire. Ok. Cos'altro poi? Uovo, salsiccia, marmellate, miele. Un po' di tutto, dolce e salato insieme. Dolce e salato insieme. Ok. Insalato, ma dolce e salato insieme. E di dolce oltre alla marmellata? Marmellata, miele e miele con panna di latte. Panna? Sì. E a livello di beverage, quindi da bere? Da bere, accanto loro, c'hai sempre tè turco, quello nero. Qualcos'altro? Caffè voi non bevete? Caffè no, dopo colazione. Dopo quanto? Dopo, quando finisce colazione? Cioè subito dopo, diciamo. Sì. Alla fine del pasto il caffè, come da noi. Invece della sigaretta, il caffè. O anche la sigaretta. Perfetto. Ci sono dei luoghi comuni pazzeschi che non so poi fino a che punto sia vero, anche perché sentivo delle statistiche che sostanzialmente sono in parte infondate. Da noi si è sempre detto quello lì fuma come un turco, nel senso che fumava no, questo viene da un'altra storia, se volete sapere. Allora, viene veramente questa abitudine di fumare è come se Turchia sempre come un ponte tra Europa e Asia. Sì. Anche tabacco arrivata transitava praticamente attraverso sì, all'Europa dalla Turchia. Quando passava noi abbiamo scoperto una cosa, che possiamo fumare anche, possiamo bere caffè insieme, è come un luogo anche per chiacchierare, quindi è diventato un rituale. È diventato un un modo per rituale. socializzare, quindi bere caffè e fumare. Quindi più si fuma, più si sta insieme, ma si lavora anche, non si fuma più. Non come fumavo tutto il giorno, Ah, ok. solo che il tabacco passava. Nel momento in cui passava voi attaccavate sulle navi. Quindi fumare come turco e viene Più relax, diciamo, associato sì, alla socializzazione
relax. Quindi voi non fumate perché siete stressati come in Italia magari, no? No. Ok, però è una cosa molto Non come tanto, ma come. Fantastico, abbiamo scoperto una cosa nuovissima per me. Vai, con le altre domande tu? Altre domande? Entriamo adesso nel vivo, esatto, che è vai. la cosa più interessante. Ad esempio, tu da quanto tempo sei in Italia? Più o meno 3 anni. Da 3 anni. Quindi oggi la tua colazione come fate? Cosa fai? Cosa mangi? Mangi come una turca? Biscotti e caffè. Oh, sei da... Biscotti e caffè. Quindi caffè rigorosamente italianizzata? espresso, Ah. quello forte. Espresso, un cappuccino. Cappuccino quindi. Con quale latte? Con quale latte? Quello là. Latte normale. Latte Ecco, a questo punto vogliamo capire. Latte di soia. Oh, Not unconventional. No, E se quindi- trovo faccio sempre latte di soia. Ho cambiato questa abitudine un po'. E raccontaci un po', in Turchia a livello di intolleranze alimentari, comunque parliamo degli italiani, vegani innanzitutto, com'è la situazione di Tra i giovani di più. regioni sempre più in voga, diciamo? Sì, Ma sì, perché sempre c'è di una presa più. di coscienza, secondo te, o qualcuno dice che No, per noi va bene, noi tutti mangiamo tante cose con carne. Ad esempio mia papà non mangia niente senza carne. Allora, e questa è cultura. Ok. Piano piano diventa. Ok, quindi stanno cambiando le cose. Sta cambiando. E i vegani ce ne sono tanti invece, Sì, tra i giovani. sempre da Sì, siamo più più vegetariani però. aperti, più come in modo più piccolo, avere informazioni più facile, quindi sì. E le persone celiache, la celiachia è molto diffusa, ce ne sono ancora pochi, non so. Insomma, come non posso dire, poco tanto. E quindi anche l'attenzione ai prodotti senza glutine non c'è ancora, non so, magari come in Italia o... No, nel supermercato sì, c'è. Questa differenza come senza glutine, per trovare le cose senza glutine, c'è, ci sono. Sì. E l'intolleranza al lattosio invece? Lattosio ancora sì, senza lattosio ho cominciato a fare da anni, non so, non mai metto non ho pensato quando ho cominciato perché io non ho tolleranza, ma da tempi ce n'è questa differenza, ma sempre riuscita grande. Un'altra curiosità, frutta secca. Sì. Io ho notato ad esempio che lavorando in albergo ho degli ospiti che vengono abbastanza spesso e è un po' diventato un rituale, mi portano sempre della frutta secca. Dalla Turchia? Dalla Turchia, sì. Sì, Tra l'altro è mangiamo tanto. eccezionale. Ecco, volevo dire, questa è una delle abitudini alimentari. Sì. Quando si mangia la frutta secca? Frutta secca come merenda o Come merenda. sì, come merenda o poi ancora alla colazione. Anche colazione. Sì, di albicocche, con noce. Le noci ad esempio, ma ad esempio ci sono anche, come si chiamano, il pistacchio? Pistacchio. Pistacchio usiamo tanto per dolce, ma come secco anche mangiato. C'è una grande tradizione comunque, il pistacchio ad esempio viene Pistacchio, nocciole. Negli alberghi, soprattutto adesso che sono in Italia, mi piacerebbe trovare più frutta secca. Sì, certo. Quindi questo è sempre importante per gli giocatori, la frutta secca per questo tipo. Io prendo sempre la Turchia, anche da 3 anni. Prendo sempre la Turchia. Dà anche energia o è semplicemente un rituale, un'abitudine? Dà anche energia, un umore buono. e poi ha poteri antiossidanti, sappiamo quali sono poi le qualità del. Sì, certo. Bene. Direi che per la quinta puntata è tutto dalla Turchia, con amore. Non fumate come tutti, anzi fumate come tutti perché così vi rilassate, soprattutto in Italia, a Milano, così. Diciamola tutta, è la sua pausa cena. Esatto. E quindi ha rubato Ci ha sostanzialmente dedicato 10 del tempo. minuti. Esatto. Quindi adesso Vado a dobbiamo mangiare. usare velocemente. Vado a mangiare dolce con Grazie pistacchio. tanto.
molto gentile, è stato un vero piacere. Grazie a Una voi. concetta di Ancomesh Hotels da Luciano. Da Luciano Aira, esatto. e ringraziamo anche Marina e alle perfetto. imprese, ovviamente, Grazie, da Marina. Spoleto con furore. Grazie mille, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao, buona serata.